Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, queste le notizie più importanti del pomeriggio. In apertura l'incidente di ieri a Porto Empedocle in cui Gianluca Lombardo a 26 anni ha perso la vita a seguito di uno scontro con un'auto. Il ragazzo viaggiava a bordo di una Fiat 600 scontratasi con una Dacia su cui vi era una famiglia, moglie, marito e 2 figli, tutti rimasti feriti. La procura ha aperto un'inchiesta. Malore per un pizzaiolo di 44 anni di Ustica, l'uomo è riuscito ad allertare la guardia medica per poi accasciarsi al suolo. Fondamentale il massaggio cardiaco effettuato da parte di un medico. Lotta ai reati predatori nel quartiere San Birillo di Catania, dove in meno di 24 ore i carabinieri di Piazza Dante sono riusciti a individuare e fermare l'autore di una rapina messa a segno i danni di un 42enne catanese accerchiato e derubato del cellulare. Spacciavano e facevano muovere la droga grazie ai mezzi di trasporto pubblico di linea urbana ed extraurbana, un ingegnoso modus operandi che ha attirato l'attenzione da parte delle forze dell'ordine intervenute per sgominare una rete criminale attiva nel Ragusano. In chiusura il meteo, il bel tempo di questi giorni alle ore contate in Sicilia, per domani e altre 48 ore il sole regnerà ancora nell'isola, ma a partire da giovedì una perturbazione porterà una forte ondata di maltempo. I dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a domani.